Bentrovati a questo nuovo appuntamento con il lavoro a 360 gradi. Oggi apriamo la puntata parlando dei florovivaisti veneti. Che cosa fanno, quanti sono e chi formano lo scopriamo insieme al suo presidente Giampaolo Girelli, che ho incontrato per voi. La nostra associazione nasce nel 1985 all'incirca, vanta 150 associati divisi in queste categorie: manutentori del verde, giardinieri, quindi sempre manutentori, vivaisti, florovivaisti, garden center, produttori di piante da frutto e produttori anche di tappeto erboso pronto per i giardini. A Giampaolo Girelli abbiamo voluto chiedere perché iscriversi all'associazione Florovivaisti, ma soprattutto perché un cittadino dovrebbe scegliere un iscritto dell'associazione. Diciamo, perché essere associati? Allora, essere associati vuol dire far parte di un gruppo importante ed avere anche dei vantaggi. I vantaggi sono i rapporti con le varie istituzioni, l'ASL piuttosto che l'Ispettorato dell'Agricoltura. In più cerchiamo di fare formazione a livello di sicurezza, perché organizziamo parecchi corsi con i nostri consulenti del centro servizi. In più siamo disponibili a risolvere i vari problemi quotidiani dei nostri associati, che vanno dai problemi commerciali ai problemi di comunicazione. Abbiamo in ballo anche un nuovo progetto di comunicazione che a breve informeremo i nostri associati di tutto questo. Ma è il momento di conoscere alcuni dei protagonisti, degli associati dell'associazione Florovivaisti Veneti, che ho voluto ascoltare e capire come è nata la loro passione per questa meravigliosa professione. Parlo del giardiniere. È nata da bambino perché ero abituato con mio nonno e mio zio ad andare in campagna, ho avuto passione delle piante, dei fiori e ho cominciato piano piano a appassionarmi sempre di più. Ho fatto agraria e poi piano piano mi sono messo in proprio 20 anni fa. È nata quando già ero piccolo, che avevo sempre stata la passione di piante e animali e l'ho portata con l'Istituto Agrotecnico. Mi ero iscritto anche a patologia vegetale a Pisa, che non ho mai continuato per il discorso che avevo iniziato il lavoro, dovendo decidere tra due lavori: una passione per gli animali, quindi veterinaria, una passione per le piante e la botanica in generale, e ho scelto il giardiniere e sono andato avanti con questo bellissimo lavoro. Com'è cambiato il mondo del giardinaggio negli ultimi 10 anni? È cambiato molto più sensibile, molto più, come si può dire, è molto anche più pignolo, più attento, direi la parola giusta, un po' più attento. Giardiniere, quanto è importante la specializzazione in questa professione? È importantissimo perché innanzitutto è un po' come la vostra telecamera, un po' un grandangolo, perché si spazia dalla conoscenza non solo delle piante, ma dalla conoscenza della parte fitosanitaria, quindi delle piante, la conoscenza appunto di sapere in che stagione e come potare, e per finire anche per quel che riguarda l'irrigazione, perché è molto importante, il dosaggio e tutto quello che riguarda il verde, insomma. Sono molti ragazzi che ci seguono da casa, quindi vogliamo chiedere anche un suggerimento per chi volesse intraprendere questa meravigliosa professione, quella del giardiniere. Una buona curiosità, tanta passione e un buon metodo anche di studio, e secondo me bisognerebbe tornare, che ho fatto anch'io, una buona gavetta, quindi un paio di anni sotto dei giardinieri finiti, e lì si costruiscono i giardinieri dopo una buona scuola e tutto è fatto. Essere associati all'associazione Florovivaisti Veneti perché è importante? Ho deciso di aderire ai Florovivaisti Veneti perché in questo momento, e per quello che ho detto prima, da soli non si fa più nulla. Questo settore è molto vasto, quindi bisogna condividere e bisogna realizzare insieme, perché da soli non si va da nessuna parte in questo momento. In questo momento da soli non si va da nessuna parte, perché come ho detto prima è veramente ampio e bisogna specializzarsi, e grazie ai florovivaisti che ci faranno crescere, stiamo già crescendo ma ci faranno crescere di nuovo con i loro corsi, e questo è il motivo, insomma, il motivo principale è questo.
In moltissimi ci hanno richiesto di rivedere e riascoltare l'intervista ad Antonio Scaburri, che sarà ospite a Verona al Garden Floridea, che ci racconta la sua meravigliosa avventura di flower designer. Siamo in compagnia di Antonio Scaburri, flower designer, ma non solo. Com'è nata questa passione per i fiori? È nata in un modo molto particolare perché mi sono trasferito a New York per lavoro e prima di fare questo lavoro ho fatto tutt'altro, il falegname, il carpentiere, il saldatore. A New York facevo il cameriere e un fiorista mi ha notato mentre facevo delle composizioni per i centri tavola di questo bar e da lì è nato tutto, quindi anche se la storia è più antica perché mio padre è un giardiniere, quindi sono cresciuto in mezzo al bello, in mezzo ai fiori, in mezzo alle piante, quindi è una passione che ho estrapolato da me poi col tempo, insomma. Abbiamo parlato della tua esperienza, di quello che stai facendo, ma secondo te i giovani che volessero anche intraprendere la tua professione, che caratteristiche devono avere, Antonio? Non avere tanta passione, è un lavoro di tanta passione. A volte hai anche da parte dei clienti dei riconoscimenti, a volte non li hai, ma l'importante è il riconoscimento di averlo da te stesso, di quello che credi, di quello che tu fai. Questa è la cosa più importante. Quello che io ho imparato, che se hai un credo devi andare avanti, sempre con molta umiltà e rispettando, ma soprattutto imparando, osservando, imparando dagli altri e l'umiltà, ma l'umiltà quella semplice, non l'umiltà quella di cui spesso parliamo, è l'umiltà proprio dell'imparare osservando. Il 28 di novembre c'è un appuntamento importante perché avremo la fortuna di averti qui a Verona per un corso che può essere interessante per ragazzi, ragazze, uomini, donne, per chi vuole abbellire la propria tavola di Natale. Lo diciamo con largo anticipo perché è un corso a numero chiuso. Di che cosa si tratta e dove si realizzerà? Una delle mie più grandi passioni è apparecchiare e decorare la tavola, proprio questo è una cosa che viene riconosciuta anche dai miei amici e appunto grazie a questo corso trasmetto, non amo dire insegno, ma trasmetto agli altri ciò che io ho imparato nel lavoro, a come si può decorare la tavola in modo a volte semplice, in modo a volte più minimalista, a volte anche il classico, però reinventandolo, utilizzando proprio anche quello che ci dà la natura e quello che a volte noi abbiamo in casa, proprio per rendere poi le tavole di Natale eleganti, conviviali, divertenti, coinvolgenti, insomma. Ci fermiamo per qualche secondo di pubblicità, restate con il lavoro a 360 gradi. Le abitudini moderne prevedono un uso intensivo di dispositivi digitali, da cui anche i ragazzi ormai non possono più prescindere. Questi possono creare disturbi da affaticamento visivo digitale. L'educazione di noi giovani è importante, oltre a trascorrere più tempo in attività all'aria aperta, rientra in questo ambito anche l'educazione a una corretta postura, il giusto posizionamento del dispositivo e la buona illuminazione dell'ambiente di utilizzo. Tali accorgimenti però possono non bastare, serve una correzione più adatta a queste nuove esigenze. La nostra soluzione per il benessere visivo è la lente monofocale evoluta Sync di Oya, che riduce e previene l'affaticamento visivo digitale. Consente una visione ottimale da lontano e presenta una zona potenziata nella parte inferiore per la visione da vicino. Ricordiamo il 28 di novembre al Garden Floridea la possibilità di incontrare Antonio Scaburri. Senti Antonio, una curiosità, la tua tavola preferita qual è? Allora, innanzitutto la mia tavola preferita è la mia tavola dove non c'è un piatto uguale all'altro, tant'è che mia madre mi ha detto: ma ti devo comprare i piatti? Io adoro recuperare piatti dai mercatini, da quelli che ho, e poi assolutamente il piatto bianco ci deve sempre essere. Questa è la mia tavola preferita, è la tavola dove tu ti siedi e condividi con le persone, perché la tavola è un momento di condivisione, soprattutto questo.
Nel prossimo servizio parliamo della borsa del placement che si è tenuta qualche settimana fa a Verona, l'incontro tra chi si occupa in azienda di risorse umane e chi si occupa di placement nelle università, con l'obiettivo di far dialogare meglio il mondo del lavoro e della formazione. Ne abbiamo parlato con la Fondazione Emblema, diamo voce a Tommaso Aiello. Parliamo della borsa del placement insieme a Tommaso Aiello, Fondazione Emblema. Dunque, intanto raccontiamo di che cosa si tratta, che cos'è, che manifestazione è, quando si svolgerà, ma quali sono gli appuntamenti anche durante l'anno. La borsa del placement è un evento unico in Italia, un'iniziativa annuale che da quest'anno abbiamo realizzato a Verona. È l'unico momento in cui chi si occupa di orientamento al lavoro nelle università può incontrare chi si occupa di risorse umane nelle aziende. L'obiettivo è quello di lavorare insieme per insieme costruire i laureati di domani. Perché la scelta della città di Verona? Come Fondazione Emblema lavoriamo in tutta Italia, però in Veneto e a Verona abbiamo trovato tanti interlocutori nella regione, nel comune, nelle associazioni imprenditoriali con cui è possibile fare sistema. Quindi con loro abbiamo condiviso la scelta di ospitare la borsa del placement alla Palazzo della Gran Guardia e di approfittare di questi 3 giorni per avere tutto il mondo dell'alta formazione e del lavoro riuniti a Verona. Borsa del placement non è solo un appuntamento annuale, ci sono anche altre tappe. Quali saranno? E siamo al lavoro per 2 progetti. Il primo si chiama Start Time ed è un tour di scuole di autoimprenditoria che saranno realizzati in 8 università di 8 regioni diverse. Cominceremo il 2 dicembre a Catania. Il secondo appuntamento invece è online, quindi interesserà laureati e laureandi da tutta Italia, è un Career Day fatto interamente su internet, si chiama Virtual Fair. Il primo appuntamento sarà il 12 dicembre per i profili tecnico-scientifici, il secondo il 30 di gennaio per i profili economico-umanistici. Mancano ancora molti mesi, ma è importante ricordare anche le date del prossimo appuntamento della borsa del placement, quando e dove. La 14ª edizione della borsa del placement sarà dal 26 al 28 di ottobre, di nuovo a Verona, di nuovo alla Gran Guardia. Verona ha ospitato la borsa del placement, per questo motivo abbiamo voluto ascoltare dalla voce del sindaco Federico Sborina che cosa ne pensa dell'importanza del dialogo tra imprese e mondo della formazione. Sì, è strategico perché l'altra faccia della medaglia evidentemente è opportunità di lavoro per i nostri giovani, ma anche opportunità per le nostre aziende, per le aziende di avere delle risorse giovani, fresche, importanti, preparate, formate, che possono dare un valore aggiunto all'azienda. Quindi è un valore sia per i giovani ma anche per le nostre aziende. Avvicinare il mondo del lavoro e quello della formazione per superare il mismatch tra domanda e offerta è possibile? L'abbiamo chiesto a Elena Donazzan, ospite alla borsa del placement. Fondamentale l'obiettivo, perché noi diciamo sempre che le aziende medie e piccole, che sono il tessuto produttivo dell'Italia e del Veneto, hanno un vuoto che è quello del rapporto con l'accademia, il rapporto con i dottori di ricerca, insomma con la ricerca più elevata, l'alta formazione. Questa borsa invece serve per sfatare questo mito, cambiare cultura e soprattutto ciò che è impegnativo ed impressionante, che Emblema è riuscita a organizzare 2000 incontri 1 a 1 in questi 3 giorni a Verona. Necessità del territorio, possibilità di lavoro. Sentiamo dalla voce di Stefano Miotto di Confindustria Veneto la sua visione su questa 3 giorni veronese. Una manifestazione estremamente interessante e soprattutto estremamente utile e direi anche attuale rispetto a quelle che sono le esigenze delle aziende. Stiamo vivendo, ovviamente, inutile dirlo, una grande trasformazione, ma quello che stiamo vedendo sempre di più è che le aziende, anche le meno strutturate, stanno molto puntando, anche strutturando delle vere e proprie unit sulla ricerca e innovazione. Per dare però corpo, munizioni, se vogliamo, a queste unit e alle aziende c'è bisogno di capitale umano ed è il miglior capitale umano che c'è nelle università. Non restando la buona parte di questo nell'università, è bene che sia davvero utilizzato e che sia funzionale allo sviluppo delle nostre aziende e poi del nostro territorio. Siamo in conclusione anche di questa puntata del Lavoro a 360 gradi. Prima di salutarvi e di darvi l'appuntamento la settimana prossima, vi ricordo il nostro sito internet che è www.lavoro-360.it per guardare tutte le puntate del Lavoro a 360 gradi comodamente da PC o da smartphone. Elisa Tagliani vi saluta e vi aspetta la settimana prossima puntuali con il Lavoro a 360 gradi.